Si potranno pagare bollettini postali, raccomandate assicurate ed eseguire le operazioni di ricarica del telefonino poste mobile, e per le imprese private sarà possibile usufruire di una sorta di ufficio postale itinerante che gestirà i servizi di corrispondenza su misura con data certa di consegna. È il nuovo servizio che offre Poste Italiane per il Triveneto, già sperimentato lo scorso anno nella città di Verona e migliorato sia nell'efficienza che nell'ergonomica degli strumenti informatici. Un servizio che potrà nel tempo essere implementato con la possibilità di offrire al cliente anche la consegna di medicinali o il pagamento di ticket sanitari e di pratiche amministrative. In futuro la vecchia cartolina gialla di avviso di mancato recapito sarà sostituita da un avviso che potrà stampare lo stesso portalettere in cui saranno indicate tutte le informazioni per il ritiro del plico. Il tutto grazie a due nuovi strumenti, il palmare e una stampante portatile con tanto di lettore di codice a barre, fotocamera, multiconnettività via Bluetooth, GPS, Wi-Fi e naturalmente una batteria che duri almeno 8 ore. Il prototipo è un qualcosa che si avvicina molto alle funzioni di un telefonino, e in più ha dei servizi aggiunti e dei valori aggiunti quali può essere il wifi, il GPS, insomma, eccetera eccetera. Allora, sarà sicuramente una sostituzione o qualcosa che potrà servire in un futuro sul mercato sia interno che esterno, perché funzionerà come un ufficio postale mobile. Entro aprile il servizio verrà esteso a tutto il Veneto nel perimetro urbano delle 7 province, per poi arrivare entro fine anno anche in Friuli Venezia Giulia. Si stima infatti che a giugno 2009 nel Triveneto i portalettere telematici saranno il 25% del totale. Solo nella città di Padova i postini telematici già attivi e preparati ad utilizzare questi nuovi macchinari sono 171 per 3 centri di distribuzione, mentre entro l'anno complessivamente in Veneto saranno 801.